voi fate il vaccino anti-influenzale? No, per carità, voglio morire a me buona morte. No, mai. L'ultima in ordine di tempo, anziana deceduta a Padova dopo la somministrazione del vaccino anti-influenzale, scuote l'opinione pubblica sollevando 1000 interrogativi tra la gente che si rivolge a medici e farmacisti in cerca di rassicurazioni, chiarimenti. Chiedono informazioni ma non sono molto preoccupati, anche perché noi cerchiamo veramente di tranquillizzarli e quindi mi pare che sì, quello che è stato detto viene recepito dalle persone, fanno molta attenzione, però si informano anche su come devono comportarsi. Con la morte dell'82enne padovana, la prima in Veneto, i decessi sospetti salgono così a 20, accentuando se possibile le preoccupazioni, ma gli esperti parlano di un allarmismo eccessivo. Prudenza soprattutto, perché dobbiamo verificare se effettivamente questi decessi sono dovuti proprio alla somministrazione del vaccino. Io penso che forse in qualche caso magari si può anche pensare che sia dovuto a una forma anche allergica, perché il vaccino è in cultura d'uovo e quindi probabilmente chi è allergico alle uova potrebbe avere anche fatti gravi. Timori a parte, la raccomandazione comunque resta sempre la stessa. Le persone anziane, i diabetici, i cardiopatici, è bene che facciano il vaccino come hanno fatto tutti gli anni.